Amici di Bella Sicilia, oggi prepariamo un pane cunzato. Gli ingredienti di oggi saranno il primo sale con peperoncino, le sarde, il peperoncino di 7 anni, olio, origano e sale. Guardate che meraviglia! Ed è un peccato che non riusciamo a far sentire il profumo di questo pane appena sfornato. Iniziamo con l'olio. Una marea di olio. E nel frattempo fateci sapere da dove ci state guardando e cosa ne pensate di un pane del genere. Restate con noi fino alla fine del video. Sale, origano a volontà, una meraviglia. Prelibatezze della nostra terra. Ora acciughe, Buono, saporito, pieno di energia, un gusto che è difficile da spiegare. Bisogna provare un pane cunzato del genere. Il profumo è una cosa meravigliosa. L'odore della Sicilia. Assaporiamo pure l'altra metà e continuiamo con il primo sale. e per finire Una bella cascata di peperoncino, all'olio di oliva. Si chiude si sente il profumo. Un profumo invitante e non riusciamo a resistere. Bisogna assolutamente gustare questo capolavoro siciliano. Frutto della nostra terra, del nostro mare e della passione che voi mettete affinché tutto questo sia donato al prossimo. Si sente la croccantezza. Assolutamente. Tutti gli amici di Bella Sicilia staranno lasciando il loro commento dedicato a ciò che stanno visionando in questi istanti. E noi ringraziamo Mirko e Christian. E quale invito facciamo nella nostra terra? Veniteci a trovare nella nostra amata Sicilia. Una terra che non finirà di stupirvi. Al prossimo video e grazie a tutti per la gentilissima attenzione.